Si diceva come mai questa, tra virgolette, pazza idea di prendere in mano questa società? Pazza idea potrebbe essere il termine giusto, ma adesso, a parte gli scherzi, siamo un gruppo di amici con provenienze diciamo diverse e sicuramente ci accomuna la passione per questo sport, ma soprattutto per l'ambiente rugbyistico sannonatese. C'è stato un momento in cui la vecchia dirigenza ha manifestato un desiderio di un cambio ai vertici, eccoci qua, questo è il motivo. E allora quali sono le idee? No? Di solito quando si parla di nuove dirigenze si fanno promesse, in 2 anni torneremo nel campionato XY. Purtroppo quest'anno si parte nuovamente dalla Serie B con una retrocessione, con dei play-out andati purtroppo male, e quindi da cosa si riparte? Il progetto ha come titolo di base la sostenibilità. Abbiamo pensato prima di tutto a cercare di partire da quella che è stata la storia che ha costruito, la grande storia che questa società ha, e abbiamo raccolto feedback, input e suggerimenti di tutto il mondo rugbyistico fin dagli anni in cui è stato fondato. Stasera alla presentazione ci saranno tantissime testimonianze anche di grandissimi atleti che hanno fatto la storia del rugby mondiale, e noi in maniera molto umile stiamo cercando di dare come portavoci di un movimento che è solidissimo, fortissimo, pieno di passione, e quindi coinvolgimento e sostenibilità saranno le parole chiavi. In realtà noi non vogliamo fare nessuna promessa, ma ci divertiremo, questo sicuro. Anche perché insomma il rugby ha bisogno di società anche per aumentare, diciamo, il proprio bacino di giocatori. Un punto importante da questo punto di vista è l'aspetto del settore giovanile, che è partendo dalle varie squadre del mini rugby e tutto il resto. Direi che ripartiamo dal settore giovanile, quindi è assolutamente un punto fermo, significa la frequentazione delle scuole, l'interazione con le associazioni. Avremo in questo senso, abbiamo in cantiere diverse iniziative, perché assolutamente si parte anche da un vivaio, quindi il tema anche di dove andremo è assolutamente legato a cosa vogliamo fare col vivaio, e noi vogliamo un vivaio forte, numeroso e che cresca, quindi per alimentare quello che saranno poi la prima squadra e i campionati ai quali ci iscriveremo. È anche il momento insomma di formare la rosa della prima squadra, però prima di formare la rosa di solito si compone prima lo staff, l'aspetto tecnico. Insomma, da questo punto di vista a che punto siete? Avete già preso qualche decisione? Abbiamo preso sicuramente i leader, abbiamo condiviso il progetto, chiaramente siamo nelle fasi iniziali, ma dobbiamo sicuramente correre e accelerare perché ottobre è dopodomani, quindi sicuramente c'è la volontà di dare una forza, una linfa con dei professionisti, quindi persone che il mondo del rugby, soprattutto del Sandonà, conoscono molto bene, ma che fino ad oggi non avevano avuto magari degli spazi come abbiamo pensato noi. Essere arrivato giusto il momento anche per loro per dimostrare cosa possono dare a questa grande società. Allora vogliamo dare un annuncio, qualcosa, una frase per gli appassionati che vivono alla grande la passione della palla ovale, soprattutto in riva al Piave. Per me la parola è sosteneteci. Sostegno oltretutto è uno slogan urlato a pieni polmoni ai campi dai genitori che devono sostenere soprattutto nelle under minori i ragazzini piccoli, quindi il sostegno passa attraverso 1000 forme che stiamo mettendo in piedi. Questo per me è lo slogan assoluto per portare in alto di nuovo la nostra società, il Rugby Sandonà. Allora evviva il Rugby Sandonà. Grazie. Grazie. Evviva.